Dal cappello del mago. Amici, eccovi, siete arrivati, benvenuti e bentrovati in nostra compagnia in questo magico mondo. Sentite che aria, che atmosfera magica e incantata. Beh, allora mettetevi comodi perché inizia adesso una nuova puntata di Dal cappello del mago. E io sono il mago Ales, eccomi qua. Ciao! Beh, allora, oggi avremo una puntata ricchissima, avremo una puntata in cui non mi ricordo mai quello che andiamo a fare. Sapete, sono talmente preso a fare le magie che a volte mi sfugge qualcosa. Meno male che ho il mio assistente, il mio segretario, il saggio alieno, tutto verde, lui gira, naviga, viaggia. Non so, fa tantissime cose e lui si ricorda tutto. Vabbè, andiamo a salutarlo innanzitutto. Saggio alieno! Ciao saggio alieno! Oh, eccomi! Ciao a tutti! Ciao mago! Ed eccolo qua, è arrivato. Bene. Saggio alieno, allora tu che hai tutto segnato, che sei bravo e ordinato, cosa andiamo a fare esattamente quest'oggi nel nostro magico mondo? Mago, la puntata di quest'oggi si chiama Gioca Magia, perché giocheremo con la magia, certo, insieme all'assistente Arturo e alla fatina Giulietta, e tu ci presenterai nella rubrica Una magia col mago, un gioco dei giochi di prestigio. Ah, ecco, certo, adesso mi ricordo, ma sì, mi ricordo perfettamente, ho tutto pronto, ho tutto preparato. Ah, bene. Allora possiamo iniziare, ma prima vi voglio ricordare una cosa: mandateci i vostri saluti, dove ci guardate, come ci guardate, con chi ci guardate, mandateci i vostri disegni e anche le vostre magie, se siete capaci a fare delle magie, ok, ma anche far sparire un panino, se siete capaci mandateci il vostro video in orizzontale. Potete anche non farvi filmare il viso, l'importante è che magari ci raccontate la magia, così, perché io dico sempre, la magia è bella da fare da soli, ma è più bella se condivisa, è un po' come la vita. Certo, è più bella se fatte insieme, con un cuore sereno, beato. Beh, insomma, la magia e la vita sono fatte così, ok? Scriveteci, mandateci tutto a ciao@gmail.com e così condivideremo i vostri saluti, le vostre filastrocche preferite, le vostre barzellette preferite, guarderemo anche i disegni, come ci vedete, come ci immaginate o disegnate. Che bello! Beh, noi iniziamo, vi ricordiamo anche di seguirci sul canale YouTube Mago Alesgar, dove trovate tante avventure, tante curiosità e trovate soprattutto anche tutte le puntate e tutte le avventure di Dal cappello del mago. Iniziamo subito, dai! Giochi, amo. Giochi, amo. Non lo sai o non lo so. Giochiamo insieme, indovina un po'. Non lo sai o non lo sappiamo. Ora è il momento, dai, giochiamo. Giochi, amo. Giochi, amo. E per come sarà stato, vedrai qualcosa avrai imparato. Amici, ciao! Ma questa è una puntata piena di sorprese. Ciao, ben arrivati. Mi riconoscete? Sono l'Arturo, sì, sono l'assistente Arturo, Era da un po' che non ci si vedeva, Era proprio da un po'. Beh, ben arrivati, vedete, siamo in un posto nuovo. Ci sono tante sorprese, tante novità qui a Dal cappello del magro. Come? Del mago, ah, sì. Anche magro, perché non è che mangi molto, Lui è preso a fare le magie, le storie, a estrarre le sue cose dal cappello. Oh, ma dal cappello mai una volta che estraga qualcosa da mangiare, Mai una volta, non c'è proprio niente da fare. E qui, vedete, uno c'ha anche fame, certo, uno c'ha anche fame, perché qui ci sono pozioni, e vabbè, per bere si possono bere quelli, non si possono bere le pozioni? Vabbè, quindi uno mangia quello che trova, e vedete, ho mangiato anche delle parole, qualche letterina l'ho mangiata, dovete aiutarmi ragazzi,
dovete aiutarmi a cercare devo restituirla al mago, devo restituire questa parola, solo che mi sono mangiata le lettere, e dovete aiutarmi a rimettere le paroline, anzi le letterine al loro posto. Amici, mi aiutate voi? Oh, e allora vediamo come si può fare. Forse possiamo chiedere aiuto, sapete a chi? Alla fatina Giulietta! Fatina, chiamiamola insieme! Fatina! Più forte! Fatina! Eccoci amici, siamo pronti allora per giocare. Che pasticcio che ha fatto Arturo. Beh, vabbè, dovremmo fare qualche magia, ragazzi, giusto? Siete pronti a fare qualche magia? E allora usiamo la parola magica. Abracacabra. No. E abracadabra. Abracalabria. No. Usiamo la parola del mago, che è wow. La conoscete già? Sì? No? Beh, prima dirla insieme. Wow. E vediamo. Qualche lettera è arrivata. Ora sembra un pochettino più facile. Avete capito qual è la parola? Non è ancora facilissimo, però è. Allora proviamo ancora a dire di nuovo la parola magica, così qualche lettera può spuntare. Vediamo. È 1, 2, 3. Wow. Vediamo. Guarda, qualche parolina. Ancora qualche letterina è arrivata. Allora proviamo a capire quale poteva essere la parola smangiucchiata da Arturo. Che pasticcione questo Arturo. Allora dai, vediamo. Avete capita voi? L'avete capita? Allora dai, contiamo fino a 3 e al 3 ripetiamo di nuovo forte la parola magica. 1, 2 e 3, forte. Wow. Pronti? Wow. Vediamo. Eccola. Si è ricomposta. Wow. Chi è che ha indovinato, ragazzi? Qualcuno di voi ha indovinato? Guarda, finalmente abbiamo una parola intera. Ma era questa. Bene, così il mago può stare tranquillo e può occuparsi delle sue storie, delle sue magie, e non rimprovererà Arturo, che è un affamato, uno smangiucchione e anche un golosone. Ecco, amici, io vado a fare altre magie qui e là, eh? Ciao ragazzi, e alla prossima. Ciao! Amici, eccoci, siete nello spazio giusto. Una magia col mago che sono io, naturalmente. Io sono pronto per fare le magie, e quando si fanno le magie cos'è che bisogna avere? Ma certo, le manine pulite, è chiaro. Le manine devono essere pulite. Io per esempio le ho lavate, quando è che le ho lavate? Le ho lavate un mesetto fa. Scusa, sono pulitissime le mie manine. Diamo un'ultima passatina, così siamo pronti per fare le magie. Oh, che bello! Siamo pronti per fare le magie, ragazzi. E che cosa? Che succede? Com'è? Sono zozze, ma erano zozze le mie mani, ma erano zozze, ma guardate che quante mani, caspita, ma c'ho 6 mani, ragazzi, non me l'avete detto? Non avete notato che avevo 6 mani? Scusa, vabbè, meglio averne qualcuna in più, così mi do una mano a vicenda. Vabbè, ok. Mamma mia, ragazzi, che caldo. Che poi adesso queste cose qua impreviste mi fanno venire caldo, ecco. E poi quando mi viene caldo mi riempio tutto di pallini rossi, tutto anche in faccia, avete visto? Tutto di pallini. Che cosa? Non io? Io sto parlando di me, scusa, sto parlando di me, signor Fazzoletto, sti fazzoletti dei maghi. Mamma mia, guardate, stavo parlando di me. Dai, vabbè, facciamo una magia con le corde. Oh, che bello. Vedete, le mani sono pulite, non lo erano tanto prima, ma adesso sono pulite. Allora ragazzi, per fare questa magia bisogna scaldare bene la manina. Io l'ho messa qualche secondo nel microonde. Non bisogna. Sa di popcorn adesso. Non va messa nel microonde, ragazzi.
Caspita, cosa ho fatto? Infatti mi sono fatto male, non si chiudeva il microonde, ho spinto. Ma non si fa, non si mette. No. Non va messa niente, non si mette. Oh, il microonde, no, avete ragione, il microonde non si tocca, avete ragione. Allora guardate, deve essere bella calda. Allora si sfrega un pochettino sui pantaloni, così si scalda un pochettino la mano e si usa il gesto magico. Per fare le magie serve il soffio magico, la parola magica e il gesto magico. Guardate, si strofina un po' così e con la forza elettromagnetica. Anche c'è qualcuno che ha fatto l'università lì che mi sta guardando, raga, come fate a sapere? Elettromagnetica, chiaro, è proprio quello che volevo dire io. Elettromagnetica, eccola lì. Andiamo a strofinarla così e guardate, magicamente la corda si solleva. Ma anch'io ho fatto quella faccia lì. Certo, quando ho visto sta magia la prima volta sono rimasto sbalordito, senza parole. Com'è? La corda non si è mossa? Non si è mossa la corda. Aspetta che provo ancora. 1, 2, 3, la corda... Dovevo lasciarla qualche secondo in più nel microonde. No. Nel microonde no. Ah, ok, scusa, ma che succede? Soffio magico forse? Soffio magico. Anche voi, volete farlo anche voi? 1, 2, 3, soffio magico. Ale, bravi. Provate anche voi con la manina, Così, prendete... Con la manina mi aiutate, ok? Mi raccomando, ma non funziona. Proviamo. Tutti insieme facciamo... Dai, tutti insieme. Tutti insieme. Ma è che se non funziona non bisogna rimanerci male, perché non sempre, vedete, la magia è un po'... Che cosa? Come dite, ragazzi? Funziona. Che cosa funziona? Non capisco. Si è alzata. Davvero? Proviamo. 1, 2, 3. Guarda. Mi sembra di no. Serve ancora il soffio... Ma caspitina, ma sta diventando più complicata di quello che pensavo sta magia. Proviamo ancora, tutti insieme, mi raccomando, Ok, soffio magico. 1, 2, 3, soffio magico. Ale, pronti, mi raccomando, ragazzi, tutti insieme, dai, con la manina, Oh, caspita! Wow. Avete visto? Oh, cavolo, ma funziona per davvero! Ma è grazie al vostro aiuto! Oh, cavolo! Oh, mamma mia! Adesso mi è passato il caldo, ragazzi. E quando mi passa il caldo, i pallini rossi se ne vanno, ragazzi. Se ne sono andati? Sì? Ah, ma no, sto parlando di me, mica del fazzoletto. Vabbè, ok, dai, lasciamo stare. Continuiamo le nostre avventure magiche. I saluti. Ragazzi, eccoci, è giunto il momento dei saluti. Allora noi salutiamo tutti voi che ci avete ascoltato, un grande abbraccio. Saluto il saggio alieno e grazie anche a lui per ricordarmi ogni volta quello che non mi ricordo, anche se poi ho tutto preparato, scusa, il mio segretario, il saggio alieno. Saluto anche il nostro Albero Burlone. Albero, ciao e grazie. Oh, ciao amici, ciao mago. Che forte, che gentile il nostro Albero Burlone, con lui saluto anche tutta la natura circostante, ovviamente grazie a lei che ci ha permesso questa puntata di Dal Cappello del Mago. Le avventure continuano, mi raccomando, rimanete con noi, se volete potete andare sul canale YouTube Mago Alesgar e scoprire tutte le puntate passate, che ce ne sono tante di Dal Cappello del Mago, e trovate anche nelle varie playlist anche tutte le nostre rubriche, Una magia col mago, Mrs. Magic, le magiche storie estratte dal mio cappello e anche la scuola di magia per diventare voi stessi dei maghetti, ecco, quindi mi raccomando, ecco. E poi importante, eccola qua, la nostra mail, ciao@mago@gmail.com, mandateci i vostri disegni, i vostri pensieri, le vostre filastrocche preferite, le vostre barzellette, e se siete capaci anche di fare una magia, fatevi filmare in orizzontale, ecco, mi raccomando, se non volete comparire, e poi vi oscureremo noi il viso, tranquilli. E se però avete una bella magia che siete in grado di fare e realizzare,
fatevi filmare e mandatecela, così potremo assaporarla, meravigliarci tutti quanti insieme, perché la magia è bella da fare da soli, ma è più bella se fatta in compagnia, è un po' come la vita, fatta in compagnia è ancora più bella e speciale. Bene, un grande abbraccio a tutti voi e alla prossima puntata. Ciao amici, ciao! Dal cappello del mago.